Lunedì 17 luglio 2023 alle ore 18:30 presso la Sala Bianchi in Comune di Belluno si terrà un convegno formativo sulla riforma dello sport tenuto dal CONI regionale, dalla Scuola regionale dello sport in collaborazione con il Comune di Belluno, assessorato allo sport. Tale riforma deriva da un decreto legislativo del 2021, al quale si sono susseguiti ben 4 decreti legislativi successivi di modifica ed ora siamo in attesa di un successivo decreto legislativo correttivo che dovrebbe in teoria rendere definitiva la riforma, in parte già entrata in vigore con il 1° luglio del 2023. L'obiettivo della riforma è quella di dare dignità ai lavoratori sportivi, considerando quindi tutti coloro che prestano prestazioni a favore delle società e delle associazioni sportive dietro un compenso, considerarli di fatto come dei veri e propri lavoratori, con tutte le conseguenze di natura previdenziale e di sicurezza sul lavoro che ne derivano. È importante la partecipazione a questo convegno perché dovrebbe porre un punto fermo sulla situazione appunto normativa e dare la possibilità alle associazioni sportive di organizzare la prossima stagione. Al convegno saranno presenti il presidente regionale del CONI, professor Dino Ponchio, il direttore della scuola regionale dello sport Renato Lotorchio, il delegato CONI Simone Soccalle per la provincia di Belluno e l'assessore allo sport del comune di Belluno Monica Mazzoccoli. Sicuramente l'impatto della riforma sull'organizzazione e sulla gestione amministrativa delle società sportive sarà sicuramente importante, quindi la presenza è vivamente consigliata. Per quanto riguarda la partecipazione bisogna iscriversi presso il link del CONI Veneto nella sezione corsi. I posti disponibili sono 100, ma ad oggi sono già iscritte circa una sessantina di società sportive.